dossieraggio la inquieta? Mi inquieta che questo Paese viva nell'ipocrisia di parlare sempre, tutti si riempiono la bocca di privacy, poi abbiamo capito che è un colabrodo la privacy di questo Paese. È vergognoso quello che sta accadendo, non so cosa accade negli altri paesi, magari andrà peggio, ma non mi interessa, cioè qui abbiamo capito che di segreti non ce ne sono. Allora, siccome non c'è nulla da nascondere, però è altrettanto vero che chi deve guardare i tuoi dati deve essere autorizzato a guardarli, quindi tutti quelli che non sono autorizzati vanno puniti, ma in maniera severa. Perché se rinunciamo alla privacy non siamo neanche credibili a livello internazionale. Cosa andiamo a dire a chi viene da fuori e che pensa di trovarsi in un paese civile? La privacy è sinonimo di civiltà, cioè ci è stata venduta come civiltà e quindi penso che il dossieraggio sia la punta di un iceberg di una porcheria. È una porcheria che comunque deve essere interrotta, ma deve essere interrotta da un provvedimento legislativo pesantissimo. È vergognoso quello che sta accadendo, è veramente vergognoso. E lo dico perché questo Paese poi vive anche il voyeurismo, pensi solo ai politicamente esposti, a noi amministratori. Siamo giustamente chiamati a fare delle dichiarazioni sul nostro patrimonio, che poi me lo lasci dire, sanno già tutto quello che abbiamo, perché non è che puoi nascondere le case sotto il letto o l'auto sotto il letto. Detto questo, non capisco per quale motivo debba diventare oggetto di pubblicazione sui giornali da qualsiasi parte, ma se mi devi controllare me la farei mandare a chi mi deve controllare e finisce lì. Allora, questa mania di guardare dal buco della serratura deve finire, ma nell'interesse di tutti i cittadini, perché se si continua così veramente avremo le cartelle cliniche dei cittadini sui giornali ed è scandaloso.